Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sta per iniziare la 27esima riunione del 2025, la riunione di giovedì 15 maggio. Una prova per femmine di 4 anni e quella ad aprire le danze. Sono in pista le cadette vincitrici da 3 a 8.000 euro in carriera, 1.660 i metri da percorrere, 7 al via dopo il forfait di Fiona D'Asti. Autostart che inizia a muoversi. Non corre con l'1 Fiona D'Asti, con il 2 Fender Bay, con il 3 Flaura, con il 4 Franchina Baldo, al 5 Follow Me, 6 Fiona del Sile. In seconda fila 7 Frozen Alan, 8 Fox Matley. 1,70 per Follow Me, 3,75 Fender Bay, 5 Frozen Alan, queste tre decisamente preferite alle altre. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio, non parte forte Follow Me, si va con la velocità di Fiona del Sile, in 1 metro al comando nei confronti di Franchina Baldo, all'esterno Follow Me, che inizia a progredire, va in avanti per chiedere strada a Fiona del Sile. Rimane in quarta posizione Flaura, che precede Fender Bay, poi ancora Frozen Alan alla retroguardia con all'esterno Fox Matley. 200 in 15,4 e Follow Me passa a condurre nei confronti di Fiona del Sile, che a condiscendente lascia sfilare l'avversaria. La mossa decisa dall'ultima posizione di Frozen Alan, che dopo 400 metri in 31 inizia a risalire, si porta allo scoperto, raggiunge Fiona del Sile e cerca di portarsi sulla testa della corsa. Battistrada Follow Me, che intanto fa un paletto in 15,8 per la curva di sinistra, 46,8 i 600 iniziali comodi per la figlia di Mago d'Amore, che prosegue in vantaggio. All'esterno c'è Frozen Alan, in corda rimane Fiona del Sile avanti a Franchina Baldo, 1,1,5 per gli 800 di gara, con una frazione in accelerazione sotto alle tribune. Follow Me in vantaggio, Fiona del Sile seconda alla corda, al largo Frozen Alan, in 1000 di gara se ne vanno in 1,16,6. In seconda pariglia c'è Fox Matley che precede Fender Bay. Follow Me sempre in vantaggio, Frozen Alan al suo esterno sul passo, in corda Fiona del Sile, prova a muovere dall'ultima posizione Fender Bay, che si lancia in mezzo alla pista, 14,5 la retta opposta alle tribune, 1,31 e 1,75 di miglio. Follow Me si difende, Frozen Alan attacca sul passo, a contatto Fiona del Sile, si avvicina Fender Bay, quando siamo ormai all'ingresso della dirittura d'arrivo. Follow Me è in vantaggio nei confronti di Frozen Alan, a largo di tutti Fender Bay che scatta insieme a Flaura, in vantaggio Follow Me nei confronti di Frozen Alan sul passo, a largo Fender Bay, poi Flaura. Nel finale viene a vincere Follow Me nei confronti di Frozen Alan, al terzo Fender Bay. 29,6 ad arrivare, 1,15,6 ragguaglio cronometrico per il successo di Follow Me. Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata per i training di Marco Azzaroni, colore di Simona Manzi, percorso di testa vincente per la figlia di Mago d'Amore, che da favorita conferma il suo ruolo di giallina, porta a casa il successo, mentre al secondo posto ancora una positiva Frozen Alan, tutta strada di fuori, che coglie la seconda moneta. Al terzo Fender Bay.